Siamo completamente ospiti della Fondazione Cini per quanto riguarda il padiglione. Quali sono state, diciamo, le direttive, le linee guida, da dove provengono? Provengono dal committente, che è il Cardinal Ravasi, che è il presidente del Consiglio della Cultura del Vaticano. Il Cardinal Ravasi ha voluto allargare quella che era già la partecipazione del Vaticano all'interno della Biennale d'Arte, portandolo anche all'interno della Biennale di Architettura. Le linee guida, le direttive sono molto semplici: un luogo di orientamento, incontro e meditazione, sia da un punto di vista religioso, quindi il tema della cappella è centrale, ma anche da un punto di vista laico, quindi del singolo, dell'individuo, della spiritualità propria. Questa è la direttrice, diciamo, la linea guida, che si è trasformata in linea materiale, cioè come possiamo realizzare un luogo che faccia parte della Biennale di Architettura, che abbia a cari questi tre elementi che vi ho detto. È stato scelto il tema della Cappella nel Bosco. La Cappella del Bosco è una costruzione che realmente esiste, si trova a Stoccolma, nel Skoskirkogården, che è un cimitero storico di Stoccolma, ed è stata realizzata da Gunnar Asplund, un architetto svedese, nel 1920. Perché la Cappella nel Bosco? Perché è sembrata essere l'archetipo, l'idea fondamentale, basilare, che potesse incanalarsi con l'idea di incontro, meditazione. Cappella, andiamo bene a specificare, non chiesa, quindi un luogo più piccolo, più sommesso, diciamo, nel bosco, quindi ed è una cosa che troveremo in tutte le costruzioni di differenti architetti che vengono da ogni parte del mondo, che fa una costruzione che fa un passo in meno rispetto a se stessa e lascia un passo in più rispetto a quello che è il contesto, quindi la natura, un luogo boschivo. Quello che vedete alle vostre spalle è un padiglione celebrativo a Gunnar Asplund, non è un rifacimento della sua cappella, ben chiaro, è proprio una celebrazione che si è fatta dei suoi lavori e delle cosiddette stavkirke. Le stavkirke letteralmente sono le chiese di doghe e sono quell'insieme di modo di costruire un luogo di rifugio, non solo di fede, che si trova in tutta la Scandinavia, quindi forte uso del legno, strutture verticali, quindi vi riporta appunto a V che ha la cappella originaria. È legno ricomposto, è fatto con delle sottilissimi fogli di pino, aiù, tiglio, che vengono tagliati sottili e poi... Dal padiglione celebrativo cominciamo a conoscere le singole cappelle dei vari architetti. Davanti a noi abbiamo quella di Tsurunobu Fujimori, che è giapponese. È famoso per le costruzioni, per le case da tè, anche per delle casette sospese sugli alberi, stazionate sui tronchi. E lui definisce l'architettura con due scuole, il suo pensiero. L'architettura bianca, che è morbida, lineare, voluminosa, aperta ai tondi, cerchi, e un'architettura rossa, che è più grezza, utilizza materiali e voglio ricordare il porticato che magari avete visto nel piccolo modellino che è stato ricostruito, che stava appunto sulla cappella originaria di Asplund. L'esterno è completamente, il legno è stato completamente carbonizzato,
che è una tecnica giapponese per preservare gli agenti all'acqua e alla pioggia. E il tetto ricorda anche qui la cappella originale di una Rasmussen al pellegrino fedele o anche semplicemente al visitatore. Perché? O anche solo del pellegrinaggio, del pellegrinare nella vita. È un percorso difficile, è un percorso, come vedremo anche in altri punti, in salita, tortuoso. Quindi entrare, raggiungere quella che è la croce, che poi è l'elemento centrale di questa cappella, deve essere uno sforzo, non è di facile raggiungimento, non è la definizione di un gioco, è un progetto. Viene messo al bando, la religione cristiana viene messa al bando. Chi veniva tacciato di essere cristiano veniva costretto a camminare sopra la croce, a calpestare forme difficili da ottenere, perché le case d'arte giapponesi sono fatte molto semplicemente con strutture verticali e travi orizzontali, quindi ha trovato facilità nell'incastonare. La croce poggia a terra. Aveva ipotizzato un altare che poi non è stato costruito perché, per sua esperienza personale, sul Golgota ha visto un pellegrino che con un fazzoletto lo appoggiava con il fazzoletto sopra il sepolcro, che ormai è coperto di terra dai decenni, dai secoli, e se lo portava al corpo. Quindi per lui incastonare la croce a terra, immaginarsi una funzione dove la Bibbia, il calice, tutti gli orpelli di una liturgia vengono appoggiati a terra, vi dovrebbe portare una mente. Che hanno avuto, perché veramente le linee guida sono state una cappella in un bosco. La cappella tecnicamente viene definita da due linee, un altare e un abside, quindi uno spazio che sta dietro un altare, però non era stato vincolato, nessuna pietra è stato vincolato da seguire questi obiettivi, era giocare con il rapporto struttura spazio verde, diciamo bosco. Quindi abbiamo visto questa che sembra una piccola capanna, un piccolo luogo di rifugio, arriviamo a questa che può presentarsi tutti gli elementi delle costruzioni di Gunnar Asplund a Stoccolma come un gomitolo intricato, perché non ha fatto solo la cappella nel bosco, ha fatto anche una parte di lastricato che porta al bosco, ha fatto la camera fondaggio. È una da fede, seguite quello che è questo percorso, esattamente, è tutto una metà. Sopra infatti naturalmente il bosco si perde verso est, invece l'apertura, questa porta che avete, è ad ovest. È composta di compensato marino all'interno e all'esterno e di triangolare d'acciaio. Lui se l'era immaginata completamente di legno, con zero acciaio, anche sul supporto, e avrebbe dovuto avere un lasco per il quale con il vento o con gli smottamenti del terreno la cappella avrebbe oscillato. Purtroppo tutte le norme di sicurezza che regolano l'accesso a un posto che normalmente è privato hanno fatto sì che dovesse cambiare materiali e farla perfettamente è inglese. Per salita, perché il percorso del pellegrino che abbiamo visto non è di facilità, esattamente, in salita con queste tre croci. L'inizio della struttura era semplice, piattaforma e tre croci. Poi, bozza dopo bozza, schizzo dopo schizzo, ha cominciato a metterci i tiranti in metallo, che sono allegati a queste croci che, guardate bene, poi vedrete, non si toccano, è un effetto ottico. C'è l'albero centrale, le bomme orizzontali con dei tubolari che non si toccano proprio. Alla fine ha aggiunto questi bellissimi, diciamo, travi, doppio paletto con mezzo paletto di larice lamellare. È stato sottoposto a
delle attività di invecchiamento, infatti era molto padiglione a loro volta per altre esposizioni. Dico una cosa come esempio che hanno fatto veramente. Il prossimo anno Biennale d'arte, queste aperte no, però tutte quelle chiuse che vedremo, ci mettiamo un quadro, ci mettiamo una performance famosa, visto quella linea, diciamo, con le scandole che rimangono. Le giapponesi no. La giapponese Tra non 2 o lo 3 so. anni la vedremo tutta piena di Jason. Sì, il gelsomino perché però è interessante anche confrontarci con gli atleti che sono venuti in questi mesi, è che le 3 croci rappresentino un po' una piccola via crucis. Infatti ad ogni stop, ad ogni fermata, la cappella muta, si allarga, si piega, si stringe, come a scandire il percorso, il passaggio. Arrivati in fondo dove c'è questo bellissimo abside che è anche in realtà un appoggiatoio per gustare il panorama, vedete delle panchine che sono a 360 gradi perché dà la possibilità al visitatore di vedere tutto intorno a quella che è il bosco e anche la struttura. E una cosa fondamentale che sapete da secondo momento, all'inizio non lo sapevamo ma non ci eravamo resi conto, è che le panchine in realtà hanno la forma di vitte. Le vitte sono quei supporti metallici, navi, vaporetti. Sì. Che è un anfiteatro di 1500 posti del 53 degli architetti Stratolin e Bird, che è proprio vicino, diciamo, i servizi che utilizzati sono quelli della terrazza del Teatro Verde. Purtroppo è pericolante in alcuni punti, è transennato ed è chiuso al 2012, hanno fatto qualcosa nel 2015, ma normalmente al di là dell'utilizzo che aveva questo anfiteatro dove veniva fatta la Biennale Danza e la Biennale Teatro, mi dicono tra l'altro degli spettacoli incredibili, meravigliosi, chi li ha vissuti. Al di là di questi eventi non ne veniva proprio anche il palco, non era utilizzato. Ad oggi solo gli studenti, ma hanno tutte le età, non per dire. È un po' la cappella dei contrasti, se volete, nel senso che la cappella originaria di Gunnar Asplund di Stoccolma, il padiglione che abbiamo visto, il Fujimori, altre che andremo a vedere dopo, sono neri all'esterno, perché il tendente all'oscuro è un colore che richiama un logo di preghiera, mentre sono chiare all'interno e il bianco è il simbolo della purezza, anche dell'incontro di Dio, del candore. Lui fa il contrario, lui mette policarbonato, lastre di policarbonato, plexiglass all'esterno, bianco, perché vi deve invogliare, vi deve far venire voglia di avvicinarvi. Se avete voglia magari di fare un giro dopo da dietro, la vedete, sono queste due sezioni praticamente bianche a punta che vi vengono incontro, vi fa voglia di andarla a conoscere. All'interno invece ha messo il nero, perché secondo l'architetto ha una panca grande che può ospitare più persone
quindi è un portico di incontro, per l'incontro, lo scambio e da questo schermo diciamo ammirare il paesaggio, guardare quello che c'è fuori. Quando si entra, dalla panca che conteneva tante persone, ce n'è solo una figura, seppur moderno, semplice, lineare, infatti è come è stato dipinto. La seduta dove vi siete dentro è triangolare. Da dove siete seduti e guardate il tetto avete una fessura triangolare. Di fronte a voi c'è un piccolo altare, alto così, che ha senza un angolo, ha senza un lato, diciamo, ha un angolo negato a forma di triangolo. Questa spirale di triangoli non è nient'altro che un rimando al divino, al Trinità, bravissimo, Padre, Figlio e Spirito Santo, dove all'interno nel disegno vi è l'occhio del divino. Quindi sì, la semplicità degli elementi utilizzati, delle linee utilizzate, ma un profondo utilizzo del concetto del triangolo, quindi molto... Mi piace che arriva il concetto. No, sono due spagnoli, solo in Spagna. Ricardo Flores e Eva Prats, sono spagnoli, dicevo questi, quindi passiamo sì, da un americano con una cosa abbastanza moderna. Il pensiero di questa cappella è molto semplice ma è molto bello. È un muro, vedete pure, parallelo al percorso. E poi c'è una porta a metà. Ci dice, lasciate il percorso prestabilito, la via già segnata, e perdetevi nel bosco. La cappella qui gli architetti vi dicono che la cappella fa parte del bosco, infatti è definita cappella frammentaria, come se fosse in sezione tagliata a metà. Del bosco dovrebbe prenderne l'ombra, i colori, i suoni, anche gli odori. Tant'è che le due panche che sono frontali a simboleggiare l'incontro, lo scambio di vedute, una delle due ruota e si perde nel bosco, si perde nel contesto boschivo. È anche definita come cappella del mattino perché dal foro sommitale, quello più piccolo, adesso meno perché il tempo sta cambiando la stagione, però soprattutto a maggio, a luglio, trova quasi un raggio la mattina presto alle 10, 10 e mezza, riverberava sul bianco e accendeva il luce. L'altra cosa sono le rovine di Villa Adriana di Tivoli, del secondo secolo dopo Cristo. Sì, ha delle volte, delle cupole. Da un lato quali sono le cappelle più rappresentative, secondo lui, non sono quelle nobiliari, patrizie diciamo, che sono destinate al culto di un defunto, non sono quelle che troviamo sulle navate laterali delle grandi chiese, come è comunque facile fare liturgia, fare messa. Rimangono le cappelle di campagna, le piccole chiese di campagna, che sono piccole, spesso talmente piccole che non è possibile all'interno, è un po' filosofico, che quando voi vedete una chiesa, una cappella, anche quella più piccola di un ospedale piccolissima, il concetto che vi viene come una metafora, una figura retorica, una sineddoche, è la chiesa tutta. Cioè quando voi vedete una piccola croce, un piccolo altare,
il concetto che vi deve demandare la Chiesa nella sua globalità, l'universalità, l'unicum che è la Chiesa, proprio non nella struttura ma il nucleo. Quindi elemento sanitaria vuole lasciare al bosco la finitura di parte di sé, il buco dietro, contornato dalle foglie, dalle frasche, dai rami, ed è molto rispettoso di quello che è sì un luogo che ricorda la Chiesa tutta, è un luogo effimero, duraturo, basta niente perché renda giù, ecco che allora non è sollevata, mentre subito andiamo avanti, non è sollevata, ma è appoggiata solo su determinati punti. Come a dire, arrivo in punta di piedi sul luogo, porto molto rispetto a un luogo, l'isola di San Giorgio nel caso, che è ben più longeva della cappella che vado a fare o delle funzioni che ci andrò a fare all'interno. È abbastanza sottile come pensiero. Gli elementi che ci ha messo all'interno è centrata lo stesso spazio sopra e sotto, non è un pezzo unico ma è tagliata proprio a V, al silicone dietro in punti giusti. Abbiamo chiamato il curatore, professore, ecco, cosa facciamo? È comparsa questa, non è originaria, è risposta, segno divino, lasciatela lì. E non sapete chi non si sa? Non sappiamo assolutamente nulla, abbiamo parlato anche con lei. La porta è grande, vuole ricordare quella dei ranch, delle grandi fattorie dell'America Latina, e avete il vetro sopra e l'acciaio che contorna. Quindi tanti elementi per giocare come se fossero tanti colori, rapportati comunque a una cultura del lavoro, una texture composta con il pluriball. Avete presente quella la carta, la plastica, scusate, per imballaggi, quella con le palline che si esplode, questo è il pluriball industriale. Quindi sulla cassaforma, per fare gli 8 conci, cioè queste parti del cerchio, il semicerchio che va a formare, sulla cassaforma hanno fatto prima questo strato di pluriball, questa plastica a palline, e poi ci hanno fatto la colata di cemento. Quindi è rimasto tutto questo effetto. Se poi io vedo apertamente non credente, Sean Gotze, l'australiano, la ditta che l'ha costruito, la Zintec di Marghera, fortemente credente.
la sua struttura, la sua cappella si poggia su due pensieri. Il primo sono i campanili veneziani. No, Va verso è il l'alto. concetto, perché farlo uguale è difficile anche al giorno d'oggi, mi sa farlo uguale. Che Venezia ha uno skyline, un livello delle case, delle strutture molto basso, 4, 5, 6 piani al massimo, vista dall'alto è molto uniforme, non è una grande metropoli con grattacieli tutti tipi. Quindi i grattacieli veneziani proprio, usa lui, sono sfrontati, spaccano il senso, la linea che crea la città dall'alto. E sono meravigliosi proprio per quello, perché svettano sopra in realtà una struttura molto omogenea e bassa. A questo si è riferito lui per fare questa struttura alta, ma il principio etico che c'è dietro è il personale dell'architetto. Lui è cresciuto con i Gesuiti, che sono una congregazione missionaria, quindi lui ricorda come i Gesuiti non solo portino la parola di Dio, l'indottrinamento cattolico, ma portino anche la ricerca, l'amore per la ricerca, per la cultura, per le arti. Quindi una diffusione che va oltre la semplice liturgia. Facendo questo campanile, questa cosa che svetta, lui vuole ricordare, e l'abbiamo già visto in altre cappelle, come indipendentemente da dove ci si trova, il fulcro della fede, gesuiti in questo caso, anche a 2000, dice lui nel catalogo, è scritto proprio, anche a 2000 km di distanza da Roma, si può vedere il marchio, si può vederne l'origine. Quindi dice, deve essere visibile anche dallo spazio, da lontano, una cosa alta che possa, indipendentemente da dove si è, richiamare una cosa bianca. È classico della cristianità, anche del momento della liturgia. Infatti ci si immagina comunque un pastore, un prete che fa. Guarda tutte le ombre. No, ma se... Vuoi vedere? Se dovete costruire una chiesa, fate le fondamenta, fate le pareti laterali, la struttura portante, poi cominciate a metterci la croce, l'altare, tutti gli orpelli. Volete fare dei dipinti, fate dei dipinti, mettete delle pareti con dei mosaici in vetro, eccetera, eccetera, le sedute. Chiusa, finita la vostra chiesa nella vostra chiesa. Ora tornate indietro, quindi cominciate a togliere tutte le cose che sono superflue, sì, meglio in più che nel superflue. Cosa vi rimane? La vostra panca, non quella degli altri, di cui è rimasta solo una fragile ombra. La vostra panca e la croce. Per l'architetto panca e croce sono due simboli eterni, ci sono sempre stati nella religione, ci saranno sempre, perché rappresentano il fedele e l'entità, la trascendenza a cui voi vi richiamate. Sono 8 travi d'acciaio, finitura a specchio, a formare queste due doppie croci, una per la panca e una proprio per la croce vera e propria. Sono appoggiate su questi plinti di cemento 12x12x200. Allora, quelli un pochettino più cinici hanno detto è una croce satanica perché è una croce rovescia. Capovolta, io l'ho visto. Errato, la croce satanica poggia a terra, è piantata. Qui non poggia a terra, qui è in continuità. E se la croce non è speculare a voi, è perché sta traslando e venendo verso di voi. Infatti sopra non l'ha fatta più corta la trave verticale da 8 metri, svetta, se ne frega, permettetemi il termine, anche degli alberi, va direttamente in cielo, punta al cielo. E la croce, simbolo del divino, scende e trasla verso di voi. Allo stesso modo, come abbiamo visto in altre cappelle, non poggia direttamente per terra, che sarebbe stato comunque possibile farlo. Poggia su questi plinti, per rispetto del bosco, per rispetto di un luogo che è Venezia, dell'architetto detto, che è una città tra le più importanti e più storiche del mondo, di luce, di gioia, di sole, di ombra, di tristezza, di malinconia. La croce vi rispecchia a quel momento. Infatti è bella col sole perché vedono quei punti lì che arrivano sul volto. Con l'oscurità la sera quando fa l'imbrunire, soprattutto in queste settimane lo vediamo bene, vi rimbalza l'ombra, la frasca, il cespuglietto. Ed è affascinante anche perché non si vede la croce e la panca di per sé, ma si rappresentano i contorni, l'insieme, esatto, quindi il nucleo. Norman Foster è il più famoso che c'è qui, che espone qui. Avvisi, pulite, nette e soprattutto lavora con l'omino, materiale a chilometro zero. Questa è Petra Gialla di Vicenza, Colli Iberici.
È una pietra molto morbida, porosa, tiene poco l'umidità. Quelle sepolcri, esattamente, grazie dell'aiuto, quei sepolcri dei primi cristiani dell'antichità. Sì, una catacomba, infatti all'interno dal pieno della massa del globo. Quella gabbietta che aveva i gomiti una volta, adesso non lo sapevo. E dopo entrava qua a barca, adesso va interrato. Ben bellissimo. Questo si chiama Corto Bottega. Comunque questo guarda sopra i palazzi, guarda questo qua è veramente. Sì, dai.